Un sodalizio operativo attraverso società autorizzate alla raccolta di oli vegetali esausti che trae ingiusti profitti dagli introiti derivanti dal trattamento e dalla rivendita del pregiato rifiuto utilizzato per la produzione di biodiesel. Quello scoperto dai carabinieri del gruppo Tutela Ambiente e Sicurezza Energetica di Venezia con il supporto nella fase esecutiva delle articolazioni del comando dei carabinieri TASE e dei comandi dell'Arma competenti del settimo nucleo elicotteri dei carabinieri di Ponte Cagnano, un'inchiesta aperta dal GIP del Tribunale di Bologna, indagate 22 persone e 2 società a vario titolo ritenute responsabili di reati di associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, favoreggiamento personale, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e abuso d'ufficio in relazione a fatti che sono avvenuti tra Emilia-Romagna, Veneto, Trentino, Alto Adige e Campania nel periodo tra il 2021 e il 2022. Accogliendo le richieste del PM, il GIP ha disposto la misura cautelare nei confronti di 11 indagati, 5 dei quali agli arresti domiciliari, 3 con obbligo di dimora, 3 con divieto di esercitare imprese o uffici direttivi in società del settore, e il sequestro preventivo dei compendi societari e delle strutture aziendali delle 2 società al centro delle indagini. Nelle varie fasi dell'inchiesta coinvolta anche Europol. Gli indagati risultano gestire attività economiche anche in Grecia, Spagna, nonché commerciare con Austria, Belgio, Ungheria, Bulgaria, Repubblica Slovacca, Malta e Libia. Eseguite 17 ispezioni ambientali presso impianti di raccolta, gestione e trattamento di oli esausti.